Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. No, questa è l'anteprima per quanto riguarda le ostriche che andremo a mangiare. Queste arrivano dal delta del Po. Dal delta del Po, Sacca degli Scardovari. Giusto per fare un esempio, un piatto prelibato in cui i francesi, poi vi ricordate la famosa canzone di Conte che diceva i francesi che si incazzano, e ti credo. Bravo! Hanno un buon motivo. Dopo la seconda parte. Eccola qua. Allora andiamo a spiegare con Tiziano Trombetta quello che è questo 8 piatto. volte campione del mondo. 8 volte campione del mondo. E 2 volte campione condominiale. Bene. E che vale più della Coppa Intercontinentale, perché queste ostriche, ripetiamo, sono dell'Alto Adriatico, tanto per essere chiari, a confine tra il Veneto e la Romagna, no? Se non sbaglio, o l'Emilia. Sì, ecco, Emilia. Giusto perché non andiamo a Certo, misurare non al andiamo in confine. Però quello che conta sono delle specialità che i francesi ci invidiano. Io prima ho detto, ho citato Paolo Conte perché oltre a vincere il Tour de France e insegnare ai francesi come si va in bicicletta, le cyclette de manière, no? Direbbero. Esatto. Certo. Allora ci puoi spiegare un po' come è nata questa specialità? Partiamo dall'inizio. Sì. Abbiamo ancora, se vuoi ho 150 giga di... Esatto. Allora, il francese Florent Arboureche, che ha brevettato un sistema di allevamento in sospensione con dei motorini e delle carrucole che simulano la marea oceanica, quindi il dislivello dell'acqua. Rimasto stupito dalla bontà delle cozze della Sacca di Scardovari, chiede ai produttori di cozze di Scardovari: ma voi che avete un habitat che rende una cozza così favolosa, perché non provate a fare le ostriche? Di tutti i produttori della Sacca, che sono più di 120-130, un ragazzo, il più giovane, ha scelto di intraprendere questa esperienza. E hanno fatto alcune prove per 2 anni per trovare, diciamo, l'area più idonea. Dopo 2 anni di prove hanno trovato l'area e sono partiti col primo impianto. Il primo impianto 100.000... Ecco, una piccola particolarità: queste ostriche vanno abbinate col vino del Conte Romano, perché sennò non gli dà quel gusto. Perché si può sposare i colli orientali del Friuli con l'Alto Adriatico, sì. Perché la salidità, no? Quella che conta. Esatto. Praticamente il piacere del palato. Sono partiti col primo impianto, 100.000 euro non finanziati, tirati fuori di tasca. Quest'anno è il 4º anno che sono in produzione e hanno 6 impianti. Per darti un'idea, i francesi vendono le ostriche, vanno a numero, però tradotto in chilo le vendono la miglior qualità a 15 euro al chilo. Lui le sta vendendo a 30 euro al chilo, ma quelle che produce sono già vendute. Certo. Quindi è un'eccellenza. Se guardi questa ostrica... Guardate. Vedi? Guardate. Intanto, eccolo. Vedi, intanto è strapieno. Sì, questa non è linea blu, tanto per essere chiaro. Vedi che non sgocciola, perché ha tutto muscolo. Quindi dell'ostrica,
si apprezza il sapore e la croccantezza. La croccantezza è quando la metti in bocca e vai a schiacciarla o con i denti riesci a dividerla in due o tre parti. E queste hanno questa qualità. E allora tu che Adesso sei un campione del mondo, cosa dobbiamo dire ancora? Niente, adesso bisogna passare Godere. all'assaggio e poi lasciarsi andare. Bene, allora non resta che ringraziare i nostri amici per la visione all'ascolto. Cambio camera, anzi cambio inquadratura per dire che è di unico e particolare. Non resta che ringraziarvi per la visione all'ascolto e dirvi buon appetito. Ecco qua. Grazie e complimenti al campione del mondo. Grazie a voi. Si è cambiato E soprattutto abbinateli coi vini del Conte Romano, perché altrimenti si arrabbia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.